I medici non hanno ancora sciolto la prognosi per un 31enne precipitato lunedì sera dalla finestra al secondo piano della palazzina dove vive con il padre. Sull'asfalto lungo via Chiesa, siamo a Semonzo di Borso del Grappa, restano ancora evidenti le tracce dell'incidente. Un tonfo tremendo, violento, che è stato udito dai vicini, dai residenti che hanno immediatamente allertato il SUEM 118. Quando i sanitari sono giunti in via Chiesa, l'uomo non era cosciente, è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale di Treviso in rianimazione, ha riportato un trauma cranico oltre a fratture in tutto il corpo, ma dalle prime indiscrezioni pare non sia in pericolo di vita, seppur in gravi condizioni. Sembra che il 31enne, come ogni sera, fosse seduto sulla finestra da cui è caduto per dipingere sua grande passione. Avrebbe perso all'improvviso l'equilibrio precipitando al suolo. Un volo di una decina di metri assieme a una tavola su cui probabilmente stava appoggiando la tela. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta. Sotto shock i vicini. La sindaca di Borso, Fiorella Ravagnolo, raggiunta telefonicamente, ci ha detto di essere in costante contatto con il padre del giovane a Treviso. Solo nelle prossime ore si potranno conoscere le esatte condizioni di salute del ferito.